Grande entusiasmo e curiosità attorno alla Spal, che con il suo bel campionato ha riportato a galla un pezzo di storia del passato. Spal seconda in classifica ad un punto dal Frosinone capolista. Spal impegnata oggi in casa contro il Cesena e pertanto sarà proprio questo il campo principale di oggi, lo stadio Paolo Mazza. Per Spal Cesena Massimo Barchiesi. E buon pomeriggio dallo stadio Mazza, giornata splendida con cielo sereno, temperatura di 15 gradi, un assaggio di primavera per un derby emiliano-romagnolo assai sentito dalle tifoserie e di estrema importanza per la classifica delle due squadre. La Spal ci riprova a volare in vetta alla classifica dopo aver raggiunto il primo posto la scorsa settimana per 2 soli giorni in coabitazione con Verona e Frosinone prima del pareggio dei Ciociari con il Cittadella. Spal che naturalmente aspetta notizie positive da Bari, dove è impegnato proprio il Frosinone. La squadra di Leonardo Semplici è in striscia positiva da molto tempo, non perde da 10 partite, ultimo KO il 17 dicembre scorso 3-1 a Vercelli, unica sconfitta nelle ultime 18 gare. Il Cesena al contrario sta attraversando un momento di difficoltà, necessario bisogno di conquistare punti salvezza. I romagnoli erano partiti con ben altre ambizioni, ma qualcosa non è andato, soprattutto nella prima parte della stagione, risultati negativi che hanno indotto la società a cambiare l'allenatore, e con l'arrivo di Andrea Camplone al posto di Massimo Drago il Cesena ha cambiato rendimento nei risultati, peggio in casa, meglio in trasferta, e nel 2017 è imbattuto lontano dal Manuzzi, una vittoria e 3 pareggi. Passiamo alle formazioni, 3-5-2 il modulo per entrambe le squadre. Cominciamo dalla spalla di Leonardo Semplici, che conferma la formazione che ha pareggiato una settimana fa sempre qui al Mazza contro il Pisa. Meret in porta, in difesa Bonifazzi, Vicari e Cremonesi, a centrocampo Lazzari, Schiattarella, Castagnetti, Mora e Costa, in attacco Floccari e Antenucci. Il Cesena di Andrea Camplone con Agazzi in porta, linea difensiva formata da Rigione, Ligi e Doncor, a centrocampo di Roberto Schiavone, Crimi, Conè e Renzetti, in attacco Cocco e Panico che gioca al posto di Camillo Ciano, che non ha recuperato dall'infortunio, si era presentato qui a Ferrara in condizioni non delle migliori, e allora il tecnico romagnolo Camplone ha deciso di mandarlo in panchina. Arbitrerà Di Paolo di Avezzano, 110ª direzione in Serie B per lui, tutto esaurito qui al Mazza, 8.000 gli spettatori presenti sugli spalti, 1 migliaio dei quali giunti da Cesena. Te Filippo Corsini. Spal Cesena. Siamo al 34esimo, 0-0 tra Spal e Cesena. È una Spal stranamente imprecisa, soprattutto nell'ultimo passaggio, nel momento di rifornire le due punte Floccari e Antenucci. È una Spal che ha rischiato grossissimo un paio di minuti fa. Seguiamo però la formazione di casa che attacca sul settore di sinistra, pallone però che esce oltre la linea di fondocampo quando Costa ha cercato di crossare il pallone, quindi la partita riprenderà con la rimessa da fondocampo per il Cesena ad opera del portiere Agazzi. Dicevo dell'occasione, la prima vera palla gol della partita al 32esimo con Panico, questo giovane attaccante del Cesena che gioca al posto di Ciano, 19 anni, è cresciuto nel Genoa. Panico ha servito Crimi, ottimo l'inserimento all'interno dell'area di rigore del centrocampista a romagnolo, ed è stato bravo Meret che distinto con i piedi ha respinto la conclusione dell'ex Carpi e Latina. Palla gol importante dunque per il Cesena, e Meret che si conferma un ottimo portiere, come alcuni l'hanno definito il Donnarumma della Serie B. È qui alla Spal in prestito dall'Udinese, ma potrebbe passare nel prossimo mercato estivo alla Juventus e fare il secondo di Gigi Buffon. Proprio Meret che va al rinvio, Spal che non riesce a scuotersi, anche perché va detto che il Cesena è ben disposto sul terreno di gioco e attua un pressing alto che sta creando dei grossi problemi alla squadra di Leonardo Semplici. Ora a manovra con Antenucci, accelerazione, c'è il cross di Lazzari, Floccari in scivolata, è stato anticipato d'un soffio, calcio d'angolo in favore della Spal, e questa è la prima palla gol che vi abbiamo raccontato in diretta da parte della formazione spallina, che va alla battuta del secondo tiro dalla bandierina. Aspettiamo l'esito del calcio d'angolo prima di andare a Bari da Enzo Del Vecchio. Schiattarella e Costa sul pallone, angolo battuto alla destra di Agazzi, detta lo schema Schiattarella, ma potrebbe essere pallone corto per Costa. Vediamo quale sarà la soluzione. In effetti eccolo il cross di Costa, c'è lo stacco, pallone sul primo palo e che termina in rete, la Spalla in vantaggio. Mirko Antenucci posizionato sul secondo palo, qualche protesta da parte dei giocatori del Cesena che invocano una posizione di fuorigioco
Aspettiamo un attimo, vediamo la decisione del direttore di gara, perché tutti i giocatori del Cesena vanno intorno all'arbitro e quest'ultimo va dai giocatori della SPAL. Aspettiamo un attimo perché c'è il guardaline che non si è mosso di un centimetro. Vediamo qual è la decisione. Tutti intorno al direttore di gara, giocatori della SPAL, giocatori del Cesena. La decisione del direttore di gara, quelli della SPAL stanno rientrando nella propria metà campo, il gol dovrebbe essere convalidato. Vediamo un po' se è così oppure no. Un attimo, perché c'è ora la segnalazione dell'assistente. Certo, la posizione di Antenucci indubbiamente è assai dubbia, c'è tantissima confusione in campo. Ora sono quelli della SPAL che vanno a protestare, ancora quelli del Cesena intorno all'arbitro che non sa cosa fare. Si sta evidentemente parlando anche con il suo assistente e vediamo, il pallone è a centrocampo, quindi il gol è convalidato. Finalmente ha deciso l'arbitro, gol convalidato, cartellino giallo nei confronti di Agazzi. La SPAL è in vantaggio 1-0 per la formazione spallina, il gol numero 11 in campionato di Mirko Antenucci. Bari. E ritorniamo a Spal Cesena. Quarto d'ora della ripresa che scocca in questo preciso istante. 1-0 della SPAL sul Cesena. SPAL in attacco, Castagnetti dentro, non passa il suo filtrante per Mora, rimessa laterale in favore della formazione biancazzurra che sta attaccando sul settore di sinistra. Rimessa laterale operata da Costa poco fa. La prima sostituzione è stata del Cesena, Garritano per Schiavone, dunque fuori un centrocampista, dentro un attaccante, Garritano, figlio d'arte, cresciuto nell'Inter, giocatore che ha caratteristiche offensive. Dunque Cesena che sta cercando di recuperare questa partita. È un momento delicato perché il Cesena attacca e la SPAL prova ad infilzare in contropiede gli avversari. Rimessa effettuata da Costa, pallone all'interno dell'area di rigore, controllato da Floccari che restituisce palla all'esterno sinistro, il cross di Costa, Mora, rete, 2-0 SPAL, il raddoppio di Mora al 16° intervento al volo con il piatto sinistro dell'ex giocatore di Pro Patria Alessandria, quinto gol per lui in campionato, il raddoppio della SPAL al 16° della ripresa. SPAL 2, Cesena 0, ha segnato Mora. Linea Bari. Torniamo a Spal Cesena. Ha fatto il bello e il cattivo tempo Luca Mora negli ultimi minuti, il capitano della SPAL ha realizzato il gol del 2-0, ma si è fatto ammonire per 2 volte in pochi minuti e la SPAL dunque gioca in 10 uomini. Espulso Mora, calcio di punizione in favore del Cesena da buona posizione, siamo ai 25 metri dalla porta difesa da Ameret, posizione ideale per il mancino di Roberto che è pronto alla battuta. Ecco Di Roberto, prende la rincorsa, Di Roberto, tiro, Meret si supera e devia in calcio d'angolo in tuffo, togliendo il pallone dall'angolino a mezza altezza. Gran parata da parte di Meret, angolo in favore del Cesena. Una partita che si è nuovamente accesa dopo il raddoppio della SPAL con il Cesena che non ci sta. Un flash da Spal Cesena, Barchesi. È iniziato in questo momento il primo dei 6 minuti di recupero. SPAL 2, Cesena 0, ma la SPAL è in 9 uomini perché pochi istanti fa è stato espulso, rosso diretto, Costa, reo di aver commesso un bruttissimo fallo ai danni di Doncor. 45-30 sul cronometro, ma si andrà avanti fino al 51° con la SPAL in 9 uomini, ma avanti 2-0 sul Cesena. Il Bari ha battuto il Frosinone per 1-0, e la 10ª vittoria casalinga per il Bari ed è la 5ª sconfitta esterna per il Frosinone. La linea Corsini. Quindi SPAL sola in testa al comando, Barchesi, Spal Cesena. E naturalmente la notizia è stata Scusami, Barchesi, è finita. Furor di popolo, grande entusiasmo. Scusa Barchesi, sentiamo finita anche Verna. all'Arechi la partita salernitana, batte Brescia 2-0 grazie ai gol di Coda e Donnarumma. A te la linea. Grazie a Verna, dicevo, la notizia della sconfitta del Frosinone è stata accolta con grande entusiasmo dai tifosi della SPAL, perché la formazione biancazzurra è in testa da sola alla classifica ed è un momento importantissimo per il campionato della SPAL, che sta giocando in 9 uomini contro 11, non ha mai sofferto la reazione del Cesena e finisce qui. SPAL batte Cesena 2-0 al 36°, Antenucci al 16° della ripresa, Mora che 6 minuti dopo è stato espulso nel finale anche Costa. Mancherà pure Schiattarella sabato prossimo in un altro derby che attende la SPAL, questa volta tutto emiliano con il Carpi, ma quello che conta è che stasera almeno per 2 giorni la SPAL è sola in testa alla classifica del campionato di Serie B. SPAL batte Cesena 2-0, a te Corsini.